È morto sotto gli occhi dell'amico e compagno di cordata Massimiliano Ferru, l'alpinista cinquantenne di Mestre che stava completando in mattinata una escursione con ramponi e picolze sulle piccole Dolomiti. Troppo gravi i traumi riportati dopo essere stati travolti per diverse decine di metri da una slavina nel Vaio Gabele a Requaro Terme. I due stavano scendendo da Cima Mesole verso l'altopiano delle Montagnole. Il cinquantenne, centrato in pieno dalla valanga di neve, ha sbattuto la testa e l'addome più volte sulle rocce affioranti. Inutile l'aiuto fornito dall'amico che lo ha estratto dalla neve e poi ha lanciato l'allarme. I sanitari arrivati con l'elisoccorso di Treviso Emergenza hanno faticato a raggiungere i due alpinisti per la nebbia e forti raffiche di vento. Solo grazie alle indicazioni di un soccorritore di una squadra arrivata in motoslitta e salito poi sull'elicottero è stato possibile far scendere l'equipe medica da un'altezza di 70 metri. Constatato il decesso, infine, la salma è stata recuperata con il verricello.